Salve a tutti. Un saluto da Elmas. E oggi, domenica 31 maggio del 2020, in pratica siamo dalla fusione perfetta del 1847 all'eliminazione totale del popolo sardo nel 31 maggio 2020. Dividet et impera. Se vuoi dominare un popolo, portalo alla fame. Uguale la cultura e democrazia dell'imperialismo romano che voleva civilizzare il mondo. Ancora oggi tiene la Sardegna sottomessa e colonizzata. Il popolo sardo che resiste alla fame. E lo stiamo dimostrando in questi 2 o 3 mesi di arresto forzato per pandemia, combattendo e resistendo da soli contro il coronavirus, un virus tra l'altro importato dall'Italia. Un popolo sottomesso alle servitù militari ed economiche. Uno Stato che ci impedisce libertà di protesta e lo sviluppo economico. Il popolo sardo lo deve capire che sta arrivata l'ora di si ribellare. Noi non siamo italiani e ancor meno dobbiamo essere divisi per interessi di uno Stato invasore e tiranno come questo che stiamo subendo dallo Stato invasore di Roma. Se lo mettono in testa gli ascari e il vassallo che per interessi personali rinnegano e condannano il loro popolo. La deve smettere di fare becera campagna elettorale solo per difendere interessi di voti, sapendo che alla fine prevale e passa la linea del governo invasore. E a salvare sul popolo sardo a barrara sa preghiera e sa messa in sardo. Al vassallo e ascari, in pratica, poi gli rimane la forza e il vanto a fare i proclami nei notiziari di regime. Che in pratica lui andrà a dire che ha fatto tutto l'impossibile per poter fermare se arriva uno contagiato, ha fatto di tutto per impedire il dominio dei capitalisti del nord
di essa casta compradora che hanno comprato casa e la vogliono affittare a prezzi esorbitanti. E finché noi rimarremo divisi, saremo sottomessi al gioco di Roma e al gioco becero di questi politicanti che giurano all'Italia e rinnegano la Sardegna. Questi prodi, servi, fedeli dello Stato invasore. Popolo sardo è storia di sviluppo nell'inconca di essere unios e a Cibogais Italia. E lo dico anche ai carabinieri, a polizia e finanzieri sardos che vengono usati, vestiti da anti-Somossa e armati di manganello per massacrare i loro parenti, il proprio popolo, i loro concittadini, per dividerci nell'interesse e le ragioni di uno Stato anche a loro straniero. Anche se avete giurato, forse inconsapevolmente, a uno Stato invasore, da cittadini sardi, figli di Sardegna, avete il dovere di ribellarvi e di ammutinamento, mandarvi a massacrare chi chiede libertà del nostro popolo non è solo disumano, ma è anticostituzionale. La loro Costituzione, la più bella del mondo, con le leggi uguali per tutti, è antisindacale. Che vi armino di manganello per massacrare persone che chiedono diritti. E noi, sul popolo sardo, abbiamo tutto il diritto di chiedere la libertà da questo Stato invasore. Abbiamo obbligo morale di sostenere anche l'ammutinamento di tutte queste forze dell'ordine. Popolo sardo, Sardegna nostra Italia, a Forza Italia, da esa Sardegna. Si siamo unidos, vinquimos. Dobbiamo scegliere, liberos o prisioneros, sardos o mortos. Basta con questa burrumballa politicante che rinnega il proprio popolo e sa Sardegna. Noi plus tempus da essere caso in figlio, il vassallo e gli ascari da depintacabai, desinventai insularidade e atterasa peleasa
poi si mantenne carità. State condannando il vostro popolo all'estinzione. E adesso viene messo in pericolo anche per la pandemia. Chi sono i responsabili? Voi siete sottomessi all'ubbidienza di uno Stato invasore, lo sapete benissimo, non potete ribellarvi perché verrete commissariati. Comanda-se Stato italiano. E se nós volemos liberar essa Sardinha, esse popolo sardo, si deve ribellare. Popolo sardo, è ora di si liberare dal Stato invasore italiano e da giù da Roma. Sardegna non Italia, a fora Italia da Sardegna. Resistenza, ribellia, indipendenza. Ciao a tutti. Buon domenica.